e anche in occasioni successive in maniera veramente massiccia, e non solo dalla nostra regione ma anche da altri territori. Mi auguro quindi che anche grazie all'esperienza del Friuli a livello nazionale, a livello europeo, potremo affrontare eventi calamitosi con più serenità in un prossimo futuro. Grazie ancora a tutti per la partecipazione. Con il discorso del Presidente Illy termina la mattinata, la celebrazione di questa mattina. La celebrazione in ricordo dei caduti civili e militari continueranno alla caserma Goi Pantanali alle 15:30.